ci sta perché bisogna incitarli perché stanno per cominciare qui sul palco del salotto, diciamo il palco verde, ecco, mettiamola così, questo grande prato verde del salotto. Ho il piacere di avere qui sul palco i 20 to 11, che sarebbe 20 alle 11 praticamente. 20 alle 11, chissà cosa è successo 20 alle 11, magari una citazione di un film. Lo dice lui, lo dice lui. Dice il bassista, lo dice. No, è molto più semplice. Adesso stasera facciamo un set acustico. Sì. Solitamente abbiamo tanta di quella rumenta che ci troviamo in sala alle 10 e prima delle 11:20 iniziamo a È suonare. l'orario dove comincia, diciamo, Esatto, tutta sì, la baruffa. molto più semplice. Vabbè, stasera comincia un po' prima perché siamo un po' prima, però sono sempre loro. L'uomo è quello, signore e signori, 20 to 11. Grazie. Grazie a tutti. 2211. Questa cos'era? Life Sweeting? No, com'era? Perché io sentivo, ci provo poi magari, come si intitolava questo brano? Run, però c'era un ritornello dove c'era qualcosa che diceva la vita è meglio se corri praticamente. È meglio se corri, ho Non capito. importa se sei gazzella o Devi sempre correre, era questo diciamo il messaggio. Al microfono. Adesso Il tu. messaggio è quello, bisogna correre. Questo è il nostro primo pezzo in assoluto. Ci siamo molto affezionati e non è un caso che sia quello in cui Con cui vai, corri. aprite sempre anche, giustamente. Allora, senti, adesso per farci un po' i fatti vostri, voi quest'estate cosa bolle in pentola? Abbiamo ascoltato questo brano, state registrando, state provando dei live? Vogliamo registrare, sì, dobbiamo cominciare a registrare a settembre. Il nostro
stiamo registrando il singolo e poi il nostro primo album cerchiamo piano piano di farlo uscire. E quindi ascoltiamo un po' di inediti stasera. Assolutamente sì. Benissimo, benissimo. Il prossimo come si intitola? Il prossimo si intitola Digital Reflection. Digital Reflection, riflessioni digitali. Riflesso digitale che chissà com'è sto riflesso digitale. 01, meno 1, meno 0, vabbè, non lo so signore e signori, ma loro sono 2211. Grazie ragazzi. Grazie a tutti. 2211, questo era riflessi digitali, perché uno sta sempre attaccato diciamo a queste cose digitali e quindi è chiaro che un po' il computer, ma soprattutto lo smartphone immagino, quello ce l'hai sempre riattaccato. Fa piacere vedere che colgo. Si capisce subito il pezzo. Anche se in inglese, diciamo. Sì. Questa è una questione di sound, è una questione di gruppi che preferite, di musica che avete ascoltato. In inglese? Sì. Ma in realtà all'inizio è stato un esperimento. Sì, siamo partiti con l'idea di fare una musica più elettronica, quindi è venuto così un po' naturale provare con l'inglese, è stato un esperimento che ci è piaciuto molto e abbiamo continuato così. Avete cominciato così e poi giustamente si continua. Ci siamo più fermati. Allora, a proposito di inediti, il prossimo come si intitola? Il prossimo si intitola Perfect Skin. Pelle perfetta. Perfect Skin, signore e signori, 2211. Grazie ragazzi! Caloroso! Spontaneo!
Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Perfect Skin 2211, questo diciamo un altro di quei brani che finiranno poi quando insomma andrete a registrare, se non ho capito male cominciate quest'estate e poi fino a Natale, chi lo sa, diciamo, finché bastano, finché diventa un finanziamento poi praticamente si entra in studio. Lo so, purtroppo è così, le passioni ahimè si pagano. Va bene, allora con che brano volete salutare il vostro pubblico qui in Piazza Vittorio, perché sono tanti che sono venuti per voi e anche quelli magari da casa che mi stanno ascoltando chissà da dove, chissà in quale luogo diciamo del mondo, chi lo sa. Qual è l'ultima canzone che ci volete dedicare qui? Noi salutiamo tutti e ringraziamo tutti quelli che sono venuti stasera, quelli che ci stanno ascoltando, e ringraziamo te Mao, grazie a voi per questa opportunità. E grazie. vi salutiamo con Tomorrow. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie di essere venuti. Buona serata. Grazie mille ai